Ciao a tutti Piederoli ed eccoci qua con un bel gameplay commentato, un replay che sinceramente, quindi sono sincero, di Dota 2. Aspettate che tolgo subito l'interfaccina del cacchio che rompe le balle. Come avete visto dal titolo si tratta di Huskar. È un personaggio molto discusso, nel senso viene considerato da molti, secondo me erroneamente, scusate, un personaggio OP. OP perché? Perché chiaramente è un personaggio indubbiamente molto forte, ha la lancia infuocata che fa un discreto danno. Io l'ho piccato in questa partita apposta perché sapevo che in mid avrei trovato Pudge e il Pudge non può fare nulla perché lui la stita molto con la sua puzza, che quindi già perde la vita. Se io lo arrasso con la lancia, oltre alla vita che perde lui, c'è anche la vita che gli faccio perdere io, per cui non si può più avvicinare ai creep con i soldoni e io ho free farm. È un personaggio Huskar molto forte, io lo gioco di solito lo gioco in mid, cioè secondo me andrebbe giocato poi in mid, perché comunque è un ottimo ganker, nel senso che con la ultimate che zompa addosso all'avversario è molto, molto forte, poi comunque è un buon nuker. Secondo me però c'è anche molti punti deboli, però andiamo a vedere un attimo perché è considerato OP. È considerato OP per il semplice fatto che dall'ultimo aggiornamento che gli hanno fatto, che ormai è già passato un bel po', in pratica con la sua passiva, che è ovvero il sangue del berserker, comunque quello che è, insomma, con la sua passiva, l'unica che ha, lui non fa altro che con meno vita, con più aumenta la frequenza di tiro, l'attacco, e con più gli aumenta la resistenza magica. Questo cosa vuol dire? Che praticamente con meno vita, con meno danni magici gli fai. E ultimate come quella di Lina, come quella di Lion, comunque ultimate magiche che tolgono molto, anche quella del Lich per esempio, arrivano a togliergli quasi niente quando c'è poca vita. Per cui se viene giocato contro un team con tutti i attacchi magici, che è comunque molto nucleo di attacchi magici, lui domina per forza. Qui adesso sto un po' lastitando un po' a culo. Lui domina per forza, è fatto apposta. Cioè, l'ha reso secondo me giocabile, mentre prima invece cosa succedeva? Che col diminuire della vita, con la sua passiva, aumentava il danno e la frequenza di tiro. Però cosa succedeva? Che bastava prendere con qualsiasi personaggio che facesse molto danno con una sola mossa, come appunto Lina, Lion, e sta buono, come Lina, Lion, eccetera, che lui comunque è un personaggio che gioca con la vita bassa, e basta che arrivava finché tu non avevi BKB, e lui era one-shotato, cioè nel senso, oppala, qui ho voluto fare, ha azzeccato Nook il buon pazzo. Per cui adesso l'hanno reso secondo me abbastanza giocabile perché prima ne aveva diversi di counter, bastava, vabbè, Necrolite che è il suo secondo me counter storico che fa danno in base alla vita che manca, c'ha comunque l'Axe che se lo prende con la ultima lo sdrena, insomma, se ha poca vita, lui arriva a poca vita, arriva l'ultima dell'Axe e via, salutiamo Huskar. Oppure tutti quelli che hanno le ultimate ad attacco fisico, o come Dead Prophet se lo apre, il Juggernaut se lo prende e lo stupra, non è attacco magico, è tutto attacco fisico, la sua ultimate, per cui, o se no il Timbersaw lo fa a fettine, perché comunque Timbersaw ha due skill di danno puro, più la prima skill, che se becca un albero, è danno puro. E quindi se lo apre in due. L'Enchantress fa danno puro con la ultimate e lo shotta. L'Auto Destroyer che comunque con la sua pompa attacco fa danno puro. Gli pari solamente la ultimate e basta perché comunque il suo danno, cioè l'Auto Destroyer lo conosciamo tutti, è un cannone praticamente. C'ha la Q, la prima skill che praticamente fa danno in base mi sembra all'intelligenza, una roba del genere che ha lui e il danno aggiuntivo è tutto puro, e quindi te lo zuzzi tutto, anche se hai resistenza magica. Per cui è un personaggio sì molto forte, ma va scelto in determinati casi, non sempre. Tipo l'altro giorno l'ho provato, l'ho usato in mid, ho fatto la cappella di piccarlo tra i primi perché ho visto comunque alcuni personaggi che potevo counterare. L'ho piccato tra i primi, era una partita pubblica, infatti mai counterare, cioè, non mai piccare per primo nelle partite pubbliche. Mi hanno preso contro Ricky e l'Ondruid. I miei li hanno un attimo fidati, un attimino, perché avevo russi, comunque gente abbastanza scarsa. Io non potevo buttarmi in mezzo al teamfight che tra Ricky e l'Ondruid era morto. Non potevo fare nulla, anche se avevo Huskar. Cioè, Huskar è un personaggio molto forte. Ricordiamo che mi sembra qui sto andando a gankare giù, con la ultimate penso che si aumenta
anche il danno che prende, anche lui mi sembra, prende anche più danno, per cui poi nel frattempo vediamo se sto un po' d'osso. Sì, pausa tattica. Però mi sa che ci muoio. Non so se il Dazzle c'ha già l'invulnerabilità. Eh, Sì, ce l'ha. Speriamo che me lo utilizzi. Vediamo se sopravvivo. Sì, ottimo, ottima giocata. Il Dazzle è perfetto per lui, chiaramente. Cioè, è un personaggio, infatti quando sono con amici, qui ero con due, Gay Panda e Perantani, quando sono con amici, se prendo l'Ushkar, mi faccio prendere insieme il Dazzle, perché mi dà armatura con l'ultimate, mi cura, mi tiene sempre praticamente in vita. E lui quindi rimane sempre con il minimo di vita. Io adesso mi sta gankando. Ah, ci muoio, però almeno abbia fatto la kill. Qua c'era il page intanto che è venuto giù passando non so da dove. E qui adesso ci moriamo tutti e tre. Forse lui si salva, no, non credo. Se si salva un gran culo. Ok, per cui andiamo a vedere un attimo le skill. Allora, praticamente abbiamo la sua Q che è la vitalità interiore che io mi tendo a sbloccare per ultimo, perché comunque nelle fasi iniziali dell'incontro io poi cerco di farmi come oggetto subito la urna delle ombre, non ho bisogno di molte cure, anche perché poi qui avevo il Dazzle che mi curava e anche come si chiama, l'Undying che comunque ti cura. Abbiamo la V che è la lancia infuocata, che praticamente allora, fa danno nel tempo e non ha mana, sacrifica solo un po' di vita. E dà danno aggiuntivo praticamente, oltre che fare bruciare. E costa in salute 15. Ok, qui salutiamo il page intanto. Lui cerca di suicidarsi ma non ce la fa. E quindi io cerco all'inizio di massimare subito, cioè di portare al massimo la lancia infuocata, successivamente il sangue del Berserker, che è la sua passiva, che appunto come dicevo dà velocità di attacco aggiuntiva per ogni punto, e resistenza magica aggiuntiva per ogni punto, fino a un 7% a livello 4, ogni punto che ha, adesso è tipo 4 punti, sarebbe già un buon 28%, adesso meno, comunque è abbastanza buono, lo rende abbastanza resistente. Qui comunque di personaggi contro che fanno molto danno magico, c'ho vabbè il page con l'ultimate, il silencer che fa tutto danno magico mi sembra, di ricordare, no è danno puro tra l'altro, vedi anche il silencer, io pensavo fosse danno magico, l'ho scelto, l'ho piccato anche per lui, mentre invece è danno puro, quello che fa con la sua seconda skill, comunque. E poi abbiamo la ultimate che praticamente stompa sull'avversario, ne aumenta il danno che riceve l'avversario, ma non mi ricordo se aumenta anche il suo. Eh, al costo della sua stessa vitalità. Vedete? Quindi comunque prende anche dei danni aggiuntivi quando sta un po' sopra l'avversario. E Hits, qui cerca di bucarmi ma non ce la fa. E niente, come build, allora, io in genere, dopo dipende anche dalle kill e dal farm, cerco di farmi subito la urna delle ombre, perché comunque anche per andare a gankare è molto utile, visto che in genere dovrebbe essere una kill sicura quando vado giù, ho sempre delle cariche e serve sia per ammazzare nemici che magari riescono a scappare con pochissima vita, perché fa anche danno, e sia mi cura me, insomma, dopo anche nel mid game aiuta tra la Q e l'urna delle ombre, sono sempre pieno, anche perché lui ricordo che ha solamente la Q di skill che usa mana, il resto è tutto con un sacrificio di vita. Poi vabbè, subito stivali della potenza, perché mi aumenta la frequenza di attacco e mi aumenta comunque vabbè, il mio attributo principale, che è la forza, questo qui con lui lo tengo sempre praticamente in forza, perché anche la Q costo di mana 170, ma lo uso di rado. E poi vado di Elmo del Dominatore, per avere lifesteal, insomma. Adesso che sono andato a gankare passando da sopra, cerco di prendere subito il Rubik, tanto perché comunque il Phantom Lancer poteva scappare con la sua skill che diventa invisibile. Non avevamo ancora questi pataconi, sono contro il Phantom Lancer e ancora non hanno preso né una Dust né una Sentry, ma vabbè fa niente.
E io mi sono già preso la maschera macabra in modo tale che comunque c'ho già, cioè, man mano che farmo recupero anche la vita. E quando arrivi, cioè, è buono farlo subito l'elmo del dominatore, perché quando sei in teamfight e arrivi a pochissima vita, ti mantieni sempre facendo molto danno, ti mantieni sempre con la vita al limite, anche se ti colpiscono. Qui sono andato giù a dare una mano perché ho visto che c'era teamfight. Ottimo fail del Venomancer. E qui non mi ricordo se Thumpo o no. Sì, Thumpo. Ma mi sa che ci muoio. No, torno indietro. Vedete che adesso mi curo. E cerchiamo di pushare la torre. Io qui col farm vado abbastanza bene, ho già, cioè, a 10 minuti ho già praticamente quasi fatto l'elmo del dominatore. Huskar è la categoria sì, deve gankare, però secondo me è uno di quei middler che deve gankare se i support fanno un buon lavoro con le ward o con i pull, perché è comunque un carry, ha bisogno di fare molti soldi, per cui deve andare a gankare se ha la certezza matematica di fare delle kill. Mi capitano partite in cui c'è support di merda, io non ganko perché comunque non mi va di rischiare di perdere farm e livelli qui. Mi sa che salutiamo di nuovo Rubik. E qui mi sa che salutiamo anche il Silencer. E forse anche il... mio Dio, ci rischia la pelle. Qui il piedino si fa una triplo kill e si salvano anche. E in questi casi viene definito OP perché comunque ho fatto una gran botta di danno, però noi abbiamo un team abbastanza sortito bene tra rallentamenti, le succhiavita e tutto, loro hanno un team fatto abbastanza a culo perché se voi guardate hanno il Pudge, il Bounty che può andare bene col Pudge perché gli dà visibilità con la ultimate, il Silencer che sinceramente qui non abbiamo tanto teamfight, comunque anche se fa il suo silenzio facciamo comunque la nostra massa di danno. Il Rubik che non so che ultimate può stilare o comunque che skill forti può stilare, è comunque poi un personaggio difficile che io di rado nelle pubbliche lo vedo usare bene e sinceramente ci poteva stare qui, però è difficile come personaggio, in genere quando ce l'ho contro è difficile trovare dei Rubik forti, però quando li trovi forti un attimo che adesso c'è la pausa. Qui hanno rimesso pausa anche se non è ancora tornato in gioco il Venomancer. Comunque dicevo, un Rubik usato veramente bene in molte partite può fare la differenza. E dipende anche che skill hai contro, anche perché mi sembra che Rubik tolga resistenza magica, se non erro. Protegge... no, ah no, dà resistenza magica. Qui pushiamo la torre, qui abbiamo anche un buonissimo push con l'Undying e la Dead Prophet. Anche se la Dead Prophet io preferisco giocarla da mid. Però comunque contro il sottino del cazzo, qui si rischia anche di morire, infatti, patacone. La Dead Prophet la preferisco giocare da mid perché anche lei ha un buon nook e se porta su subito i livelli, con la Q e il potenziamento della passiva e la ultimate fa molto danno quando va a gankare. Ne approfitto per fare altri dim intanto che c'è questa situazione di stallo, perché vedo che i nemici sono tutti lì in mid e noi comunque ce ne manca uno, quindi non ingaggeremo mai, per cui preferisco fare Dindi. Tanto mi sto cercando di fare anche il Mordigan. Qui mi sa che adesso ci muoio. Aiuto, 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 qua mi sta andando indietro di tutto. Io ho fatto una bella coglionata, ecco. Ho fatto una bella patacata qui, Pederoli. Tanto se continuiamo a vedere il teamfight, qui adesso abbiamo il Venomancer che sfodera la sua aura velenosa con la sua ultimate. Cioè abbiamo proprio un teamfight noi che li devastiamo. Perché comunque tra il veleno del Venomancer, l'ultimate della Dead Prophet, i zombettini dell'Undying, e poi l'Undying c'è anche quella skill ad aria che toglie la vita. Loro se voi guardate non hanno molti, cioè, a parte il Paz che tira sulla vita, il resto sono tutti abbastanza squishy come vita. Per cui era una partita che poteva andare solo in un senso, non è Huskar OP o altri OP. Avevamo un buon carry che era l'Huskar, avevamo un ottimo teamfight che era la Dead Prophet, Venomancer e l'Undying, e una buona cura e resistenza grazie al Dazzle.
potevamo solo vincere questa partita. Adesso che ho perso un po' di farm perché sono andato a morire come un pirla. Già 2 volte che ci muoio. In genere con l'Uscar faccio fatica a morire, però perché comunque c'ho molte cure, lifesteal e tutto. Però molte volte è un personaggio purtroppo che deve buttarsi nella mischia e non è facile gestire, appunto anche per quello che non è secondo me un personaggio molto facile da utilizzare, perché un personaggio che si deve buttare in mezzo non è mai semplice da utilizzare, perché comporta un'analisi della situazione veramente impeccabile, basta un piccolo errore di valutazione e sei morto, e puoi portare anche alla perdita del teamfight alla squadra, perché sei alla base di danno. Poi intanto ingaggiano senza dire niente e ci muore il Dazzle insieme al Pudge. Infatti arrivo che non servo più un cazzo. Vedete, anche se non c'ero io, comunque cioè, abbiamo perso uno ma è morti 2. Quindi tanto sto un po' sopra il silencer che è inutile in sta partita proprio. È veramente, veramente inutile. E abbiamo tirato giù anche la torre. Quindi adesso avremo anche il vantaggio, visto che comunque noi abbiamo un team più assortito in teamfight, abbiamo un team più assortito in fatto di push, abbiamo un team più assortito a livello di carry, perché comunque loro di carry Phantom Lancer non riesce a farmare, e non va neanche a farmare, a dirla tutta, infatti indietro come le palle dei cani. Io praticamente ho quasi finito a 16 minuti, ho già finito anche il Mordigan, manca poco perché manca il pezzo alla ricetta da 700, sono a 650, basta che mi faccio un altro creep e ce l'ho. E una volta finito il Mordigam, dopo mi sembra che non mi ricordo di cosa vado direttamente, dipende dalle situazioni, un pochettino. Penso che vado di BKB, qui comunque c'hanno Ruby che mi stun, il Pudge con la ultime che mi tiene fermo. Qui abbiamo un Pudge, qui adesso ne abbiamo 3. Qui mi sa che o ci muoio, guardate che roba, con la steel e via. Tan 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 tan. È devastante. Con questa build di oggetti qua è devastante. Col dominatore mi sono tenuto praticamente in vita. È quello che vi dicevo. Adesso qui c'è un po' di stack degli anzi, vediamo se li vado a fare. No, penso che li vado a fare più tardi. Cosa importante che... Ah no, me li sto staccando poi io. Tra l'altro. Cosa importante è quando si prende... Dead Silencer is up full. La cosa importante è che quando si prende il dominatore è anche buono perché potete prendere il dominio di un creep, in genere si prende il creep a distanza e lo si tiene lì vicino agli antichi e si fa gli stack per poi andarteli a fare quando ti senti pronto, insomma, vedete, come in questo modo qua. Io ho un oggetto, il dominatore che mi faccio con lui, che mi faccio con la Phantom Assassin e che si dovrebbe fare con anche tipo il Gyrocopter e ti permette di fare degli stack degli ancient mentre intanto te farmi e quindi non perdi farm e ti dà una bella botta una bella botta di farm. Qui nel frattempo mi ha tenuto buono la double damage, lui è molto convinto la prende. Qui ho avuto sfiga che mi sono beccato davanti proprio il Phantom Lancer, perché il Phantom Lancer si può salvare tranquillamente, non abbiamo ancora... abbiamo delle dust di buono. Cioè, non abbiamo ancora... Ah no, abbiamo la vera visione. Amazing, amazing. Abbiamo la vera visione. In un game poi così dominato, abbiamo il Bounty Hunter, abbiamo il Phantom Lancer, non prendiamo la vera visione siamo proprio dei coglioni. Guardate com'è bello l'Uscar che sbarruccica. Questo set qua è quello che preferisco, c'è anche l'altro suo, però questo set mi piace un botto, quello dell'ossidiano. E ne approfitto per fare ancora un po' di dindi tanto. Anche se ormai la partita volge poi completamente a nostro favore. Adesso mi lascio il BKB, così poi mi butto in mezzo col BKB e dopo da lì arrivo fino a... cioè mi possono fare qualcosa con l'unica cosa che mi potrebbe fare se adesso farmasse un pochettino il Phantom Lancer, ma vedo che non ne ha molta voglia. Se farma un pochettino il Phantom Lancer, lui mi potrebbe fare molto danno con tutte quelle copie. Non abbiamo, a parte l'ultimate, vabbè no, abbiamo molte skill da dare. Però se mi dovesse prendere da solo mi fa abbastanza il culo.
Quindi approfitto un po' per pushare, ma mi tengo pronto con la ult, con il TP. Radiant's middle tower has Vedo che fallen. ingaggiano, per cui vado a dare una mano. Dominating. C'è il silencer che ormai non può più entrare in partita. Dire's bottom tower is under attack. Qui mi sa che il Bounty Hunter non si può salvare perché comunque l'ho ucciso con il danno da fuoco. È anche molto utile quando c'hai della gente che fa lame dell'ombra o sono invisibili. È molto utile la sua lancia di fuoco. E qui mi faccio gli antichi. Structures are fortified. Attivo il Mordigan e via. E giù di Goduria. E qua praticamente mi sa che se non arrivo a farmi ingaggiare al secondo pezzo del BKB, poco ci manca. Poi con meno vita ciò, con più legno. Under attack. Poi dopo basta una Q e una cura dell'urna che torno bello carico. Vedi, poco ci manca. E via. E adesso andiamo a andare avanti a farmare. Sono già ricomparsi anche gli antichi successivi, adesso me li staccherò un altro paio di volte. Adesso con sta giungla mi dovrei finire il secondo pezzo del BKB. Comunque poi ditemi anche cosa ne pensate di partite così commentate. Se le preferite, cioè, volevo vedere anche se le preferivate magari alle partite in flash dove non capite un pochettino la logica del gioco, insomma, anche perché magari può essere utile una partita commentata come questa, dove cerco per quello che è la mia esperienza di spiegare un attimo le situazioni di un game, perché comunque come sappiamo in Dota 2 game sono uno diverso dall'altro, per cui uno diventa un giocatore forte, occhio che non mi reputo ancora un giocatore forte, uno diventa un giocatore veramente forte quando riesce a far fronte a tutte le situazioni e sa come reagire a determinati oggetti avversari o a determinate situazioni, anche a livello di pick. Io sono arrivato a un punto che nelle pubbliche faccio fatica a giocare quando gioco da solo, perché la gente fa pick a cazzo e poi dopo se la prende con te. Prendono i support, tu vai in mid magari, quello è vero. Prendono i support, non aiutano per niente nei gank, non ti fanno nei pull, sono sempre sotto le torri avversarie, non mettono le ward, non vedi un cazzo, non sai niente, e ti cominciano a insultare perché tu non ganchi. Perché non so, secondo, ecco, qui vengo proprio pescato e non posso neanche fare skill, poi mi sa che ci crepo un'altra volta, prendo l'ultimate, però forse riesco comunque a uccidere. Questa è anche la sua Q che è molto forte. Mista la Q, mista il dominatore, e praticamente non muori mai. Adesso chiaramente sono tutto bello farmato, Dire's bottom tower has fallen. cioè 23 minuti avere praticamente tutti questi oggetti qua è praticamente GG, ma Dire's top tower è il has game che è andato a nostro favore, cioè, secondo me non è un personaggio, cioè di personaggi OP non ce ne sono in questo gioco. Ci sono personaggi da late game, personaggi da early game e personaggi da mid game. Purtroppo se gli avversari prendono molti personaggi da early game e mid game e voi avete solo personaggi da late game e non avete danno iniziale, non ti fanno farmare e poi perdi. Cioè tipo l'Ursa è fortissimo, la gente cioè, è un ottimo carry, però ha molti counter anche lui, e non bisogna farlo farmare, se farma molto, ma come tutti i carry poi, cioè nel senso i carry se farmano poi non li fermi più, il Phantom Lancer è uguale, adesso questo qui è abbastanza ritardato, ma io adesso qui poi io sono più ritardato di lui perché io faccio la ultimate sulla copia, però Phantom Lancer è molto forte, se farma un pochettino cioè, ti fa fuori un team intero da solo. Bisogna saper farmare, bisogna saper giocare con i personaggi, c'è personaggi più facili da utilizzare e personaggi più difficili da utilizzare, quello sì. is under attack. Unstoppable. Ale, Very nice. Utterly. bellino un piccolo undying. Qua Killing spree. non mi fai, vedete, non mi sono liberato, cioè non mi ha fatto niente Double kill. il pulso perché comunque avevo ancora il BKB, che adesso mi curo così possiamo farci anche la torre. Inoltre se vi fate l'urno delle ombre potete anche aiutare i vostri compagni, ho 10 cariche,
tengo in vita anche la Madonna praticamente. Dire's top tower is under Qui abbiamo... attack. Io Regeneration. non so perché non curo il bene massimo, perché magari mi stava un po' sul cazzo. E quindi io in definitiva Luskar lo reputo un ottimo middler. Buono contro alcuni team. Io ho visto molte volte Luskar che viene piccato contro team che hanno preso di danno magico. L'ultimo pick Luskar è GG praticamente. Perché non gli fai più niente. Però se cominci già a metterci Licantropo, l'Ursa, il Timbersaw, cominci a mettere una serie di personaggi, Luskar si countera da Dio. Anzi, secondo me adesso l'ha reso più giocabile. Prima erano molti di più i personaggi che lo potevano counterare. Non giocavi finché non avevi il BKB. E il BKB per i primi 4-5 teamfight ti dura, poi un BKB di 4 secondi e non fai tempo a arrivare a poca vita. Bastano un po' di stun e lui è già finito di giocare dall'inizio del teamfight. Per cui secondo me l'hanno delle due reso giocabile. Poi dopo ognuno ha i suoi giudizi e le sue cose. Reputo, cioè è comunque un personaggio molto forte. Cioè qui adesso ce la stiamo prendendo con un silencer, cioè guardate i livelli. 17, 14, 11, 13, 14, loro sono 10, 11, 11, 11, 14. Cioè è normale che li prendi e li sdreni, è normale. Cioè il game sta avvolgendo completamente a nostro favore, non puoi giudicare un personaggio contro un team del genere. Dire's middle tower is under attack. Questo l'ho messo per questa partita comunque per farvi vedere un po' la build che utilizzo e come lo utilizzerei io, e un po' spiegare secondo me i punti forti e i punti deboli che c'ha lui. Radiant's bottom Comunque adesso mi sto finendo la satanica, visto che ho il dominatore, perché il dominatore è buono nell'early game per farmare, e poi dopo diventa, lo upi nella satanica, che oltre che darti vita, darti attacco, danno, ti dà anche maggiore lifesteal e poi quando lo attivi praticamente non muori. Invece abbiamo Silencer che Master kill. va in suicidio ormai, la partita lui la sta aspettando di finire. Radiant's bottom tower is under attack. Adesso noi cerchiamo di pushare per finirla, direi. Under attack. I wanted to kill Luskar. Idiota. Qui abbiamo della gente che si crede Dio. Jug-like. Radiant's bottom tower is under attack. Ah, qui Paz si è riuscito anche a suicidare tra l'altro. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's Sono sta maledetta tosse, ma hanno anche traccato. Quindi c'è il clip che mi fanno più danno. top tower has fallen. Adesso tiriamo giù le barrack sopra. Top barracks are under attack. Non mi ricordo se in questo pezzo riusciamo anche a tirare giù quelle in mezzo. Radiant's bottom Perché tower vedete, is poi under la gente è attack. stupida. Se ci facessero finire, Barracks have fallen. tanto ormai loro non possono più fare niente. Lui si diverte a venire a morire. Like. Dire's top Il barracks silenzio si diverte a venire a morire. Se si mettessero lì in base, almeno non... sweet sisters go. Ah, pure ricomprato. Holy shit. Double kill. Sì, che cretino. Qui c'è il Dazzler che le sta prendendo. Mo. Dire's middle tower is under Mo facciamo una zompatina anche sopra di lui, o si riesce a salvare? No, pensavo fosse andato su, invece è andato a sinistra. Qui c'è il Pudge, via. C'è il Pudge già. Cut off me. Ma che culo, ma come cazzo fa a sopravvivere, a suicidarsi? middle tower is under attack. Holy shit. Ormai non mi può ammazzare neanche in 5, non mi possono ammazzare, sono talmente farmato che... Dire's middle barracks are under attack. Yes, please report. Cosa gli hanno detto? Holy shit. Double. Qui mi sa che ci muoio, infatti. Vedete che anche comunque io sono molto più farmato del Phantom Lancer. Il Phantom Lancer adesso c'ha un minimo di oggetti, 3, e mi può uccidere con poca vita. Questa è la riprova che comunque è un personaggio che si canta. Ed è un game a senso unico, ma adesso ero rimasto lì anche, giusto, cioè, pensando di ucciderlo sinceramente, però comunque con quando si fa il Phantom Lancer si fa la Diffusion Blade, cominciano a diventare danni. Già contro 4 coppie fa parecchio danni. Lì mi vuole fottere le mie stack. Ok, sono rinato. Sono morto 3 volte. In genere muoio 1 o 2 volte con lui.
nei game comunque anche cioè, combattuti, insomma, adesso questo mi vergogno di essere morto 3 volte in un game di merda come c'è contro questa gente qua. Roshan has fallen. Phantom Lancer si barra di immortalità. Comunque non è da sottovalutare che se loro tenevano un pochettino meglio l'inizio, che il puzzle, cioè, vedi così, mandami in bocca Silencer in mid, non mettere il puzzle se vedi che ci sono io, fate cambiate. Qui abbiamo ancora la sfera, non se l'aspettavano, la gemma, scusate. E adesso facciamo fuori tutte le copie del Phantom Lancer. Dark light. Ma guardate quanto toglie. Holy shit. E qui adesso lì, fum. Shadow wave. It will take more than Vedete quanto danno fa comunque? Cioè, Phantom Lancer ad esempio è uno che lo counter abbastanza. double kill. Perché comunque è tutto danno fisico quello che fa, con tutte le coppie. Per cui se mi prende da solo mi strena anche se sono farmato. Anche perché lì in mezzo io non capisco finché non capisco qual è quello vero. Quindi le coppie, cioè il stile che faccio alle coppie che hanno meno vita, non penso che mi rigenerino. E adesso direi che andiamo a chiudere. Dire's middle barracks Ho are lasciato un under attimo i cosi aperti, mi sono scordato. Vabbè. I grafici. Adesso penso che lo andiamo a chiudere, non possono più fare niente. Dire's middle Se ce la facevano a finire dall'inizio, che cazzo va questo? Dire's middle barracks have fallen. Light. Adesso si butta in alto, chi è stato? Sarà stato il nostro. Io mi diverto a saltare sopra il silenzio. E adesso la partita praticamente è finita. Dire's middle Finiamo di tower tirare is giù. under Abbiamo attack. tirato giù le 2 lane in centro, in top, mid e top. Tiriamo giù le torrette. E poi chiudiamola qua, la chiudiamo qua. Do the wave. Comunque il Phantom Lancer è un personaggio veramente forte secondo me. Holy shit. Ma guardate che stilone. Madonna mia. Dire's middle tower has fallen. Adesso qui tutta la gente che cerca di fare le kill invece di chiudere la partita, ma vabbè. E giù anche l'altra torretta. Holy Io quando vedo così double kill. non mi diverto, ma sta gente che è sottolivellato. Circa. Ma questo mi diverte. Dire's middle tower Vroom. No more. Anche la Dead Prophet è un personaggio, farò un video sulla Dead Prophet perché è un personaggio che mi piace molto giocarlo. Ed è molto forte secondo me. Dire's middle Molto fastidioso. tower has fallen. Dire's agent is under Ale. Mega kill. Very nice. Ma io sono in killing, sono in mega uccisioni tutti. Anche il courier nostro è in mega uccisioni. E qui la partita termina. Radiant victory. Niente, datemi le vostre impressioni su questo personaggio qua. Creiamo un attimo una discussione. Secondo me è un personaggio molto forte, ma del tutto counterizzabile e non OP, secondo me. In mid, se lo si usa contro un personaggio melee, per forza che lo sdreni. Però contro un altro midler, magari, cioè contro altri personaggi, come magari, non so, potrebbe essere il Batrider. Cioè, ce ne sono, secondo me, dei personaggi che riescono a tenergli la mid benissimo. Il puzzle non è uno di questi, sicuramente. Per cui niente, ditemi un po' cosa ne pensate, votate e commentate e datemi le vostre impressioni anche su questi video così commentati. Per cui ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti Piedroli!